Io credo che questo grida vendetta, al cospetto di tutti quei cittadini onesti, di tutte quelle amministrazioni che stanno facendo da ammortizzatore sociale allo Stato. I sindaci sono i primi a dover fare i conti con la disparità di trattamento tra regioni previste dalla nuova legge di stabilità. Il tetto di spesa massima per cittadino per gli enti locali del Veneto non può oltrepassare i 312 euro pro capite, quando altrove si può arrivare anche a 900. Una disparità di trattamento denunciata dall'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti, che per i sindaci diventa un ulteriore problema nella gestione economica del comune. Ci devono permettere di spendere i soldi che abbiamo a bilancio, di poter investire risorse nel territorio per pagare le aziende, perché le famiglie possano mangiare e soprattutto perché i bilanci sani devono avere una prospettiva di investimento. Poi dopo questa è una sperequazione bella e buona e ci chiediamo: ma noi cosa stiamo qua a fare? Per chi le decisioni prese dal Parlamento è costretto a subirle, il fatto che il Veneto sia assieme alla Puglia la regione più penalizzata d'Italia rimane un mistero. Meraviglio, perché è una delle 3 regioni in Italia che sono ancora un po' il motore di una economia. È un paese che sta andando in declino e francamente io non ho questa risposta. C'è però un problema: la gente non è ancora in piazza, anche perché noi amministratori cerchiamo di mantenere equilibri, di negoziare, di incontrare, di dare risposte. Mi sento a questo punto di dire: ma ci fate amministrare?